E allora al rientro un buongiorno ai nostri ospiti, ve li avevo annunciati, un buongiorno ai consiglieri regionali Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. E un buongiorno anche un ben ritrovato Roberto Novelli, consigliere di Forza Buongiorno e grazie Italia. dell'invito. Allora, come ho detto, a noi piace la genuinità, abbiamo qui i giornali cartacei, oggi versione in esterna di questa edizione, abbiamo tanto di cui parlare, in vista di questa giornata clou, no? Di cui abbiamo tanto parlato, finalmente è arrivata, tra polemiche e prese di posizioni contrastanti di cui abbiamo sempre dato conto in queste giornate, abbiamo sostanzialmente sentito dei commenti abbastanza tranquilli da parte di alcuni cittadini che non hanno particolare timori oggi, e allora chiedo a voi come state vivendo queste ore. Innanzitutto in questa mattinata che precederà il corteo previsto con partenza dalle 17:30 in Piazza della Repubblica e poi alle 20:45 ci sarà la partita tra le due nazionali. Riparto da lei, consigliera. Come Movimento 5 Stelle parteciperemo al movimento, quindi ci auguriamo che questa manifestazione pacifica non abbia risvolti negativi né per la nostra città ma soprattutto per i nostri cittadini, perché ripeto, chi partecipa a questa manifestazione lo spirito deve essere quello di trasmettere un messaggio positivo, un messaggio di pace. Abbiamo espresso sempre la nostra contrarietà rispetto a questa partita, rispetto all'inopportunità della stessa, perché è una piattaforma che rischia di normalizzare qualcosa che ha avuto dei risvolti pesanti per la popolazione palestinese. Parliamo di un governo che è stato dichiarato proprio da un rapporto delle Nazioni Unite di aver commesso un genocidio, e quindi troviamo inaccettabile che si consenta ad uno Stato appunto genocida, ad uno Stato criminale di poter partecipare. Questo anche alla luce di quello che è il patto di pace, punto, no? Di cui si è tanto perché sì, ancora manifestare dopo comunque passi in avanti che sono stati fatti a livello internazionale. Perché il patto di pace non è sicuramente un punto d'arrivo, e lo abbiamo apprezzato e continueremo ad apprezzarlo, perché comunque ha interrotto quello che era lo stato di cose nella striscia di Gaza, ovvero i bombardamenti, le uccisioni. Però questo non esclude tutto quello che è stato fino adesso, ovvero sono stati commessi dei crimini, e quindi questo per noi è inaccettabile. Peraltro in questo momento e con questa partita si sta perpetrando un principio sbagliato proprio nello sport, ovvero si praticano due pesi e due misure, visto che la Russia è stata esclusa i mondiali, anzi da tutte le competizioni sportive sin da subito, proprio perché si è avuta questa reazione quasi isterica rispetto a quello che era accaduto giustamente, e quindi ci aspettavamo una reazione uguale. E riprendendo anche le parole del presidente della UEFA, che ammette che l'esclusione della Russia è dovuta a delle pressioni soprattutto politiche, pressioni politiche che invece non ci sono state per Israele. Riparto da qui con la replica da parte del consigliere Novelli, che so che ha ovviamente una posizione completamente differente. No, io questa sera sarò allo stadio. Credo che queste manifestazioni, che sono legittime in quanto è corretto che le persone manifestino il proprio sentimento, siano in questo momento specifico non comprensibili, nel senso in cui andiamo a fare una manifestazione, vanno a fare una manifestazione con 10.000 persone, così dicono, che andrà a paralizzare la città, con dei costi e delle spese per la collettività che sono enormi, con una movimentazione di forze dell'ordine, di tecnologie, di sistemi di sicurezza che metteranno, ripeto, in crisi quello che è il normale funzionamento ordinario in una città come Udine. Per che cosa? Per dimostrare che la pace che è stata raggiunta con degli sforzi importanti tra Israele e Palestina, con il coinvolgimento, oltre che degli Stati Uniti, naturalmente anche dei paesi arabi e non solo, non va bene? Allora che cosa dobbiamo continuare a fare? Manifestiamo per settimane, per mesi? Continuiamo a bloccare le nostre città? Dobbiamo andare a dire che questa sera ci saranno 10.000 persone tranquille che sfileranno con i bambini in braccio? Io credo che questa sera ci siano dei profili di rischio, e questi profili di rischio saranno sicuramente dettati, io mi auguro naturalmente che questo non accada, da degli infiltrati che si stanno già muovendo probabilmente da diverse parti d'Italia e non solo, per andare a creare disordini. Quindi
Se vogliamo fare delle manifestazioni per la pace, non è questo il luogo né il momento per farle. Innanzitutto ricordiamo che un processo di pace si è attivato, probabilmente sarà un processo di pace difficile da concretizzare in tutti i termini in cui è stato messo sulla carta, ma qual è il contributo che possono dare delle barche a vela o delle persone che dopo che è stato attivato questo processo di pace vogliono manifestare, ripeto, bloccando la città e costringendo le persone a una dinamica diversa, perché naturalmente i locali dovranno chiudere in parte, dovranno fare tutta una serie di cose che non vorrebbero fare, ci saranno i blocchi al traffico. Bene, allora ringraziamoli perché questa sera incasineranno tutta la città di Udine. Consigliera. Ma respingo tutte le dichiarazioni fatte dal consigliere, non le condivido, è chiaro che il suo pensiero lo rispetto, ma non lo condivido perché i disagi che deriveranno alla nostra città, ai commercianti, ai cittadini tutti, sono dati da questa partita che, ripeto, riteniamo inopportuna, e rispetto a questo il gruppo di Forza Italia ci appare anche incoerente, perché io voglio ricordare a chi ci segue da casa che nel 2022 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia approvò una mozione della collega Spagnolo che chiedeva che l'Iran fosse escluso dai mondiali, e questo perché sappiamo che l'Iran compie delle violazioni dei diritti umani. Quella volta si spese anche il presidente di Forza Italia, Zanin, il quale si impegnò lui stesso a farsi da tramite con il governo perché si impegnasse proprio nell'esclusione dell'Iran. Quindi quella volta questa forza politica riteneva che lo sport non dovesse costruire ponti, questa volta vogliono invece pontificare. Ora, al di là dell'ironia, resto convinta che questa manifestazione non è per il processo di pace, che tutti condividono e che ci auspichiamo che abbia il suo corso, e questo a beneficio della popolazione palestinese che riteniamo debba esercitare un ruolo da protagonista in tutto questo, debba essere soprattutto tutelato il loro diritto all'autodeterminazione. Ma si sta protestando, e riprendo appunto un po' il filo del corteo, perché si sta permettendo ad una partita di aver luogo, una partita che riteniamo inopportuna alla luce di quello che è accaduto in tutti questi mesi, anzi negli ultimi anni, una partita che normalizza qualcosa che è inaccettabile, 65.000 morti, normalizza una distruzione quasi totale del territorio della striscia di Gaza, una partita che vuole normalizzare anche le condanne nei confronti dello stesso Netanyahu, che è vero che adesso ha firmato un accordo di pace, ma ripeto, è stato emesso nei suoi confronti da parte del Tribunale Internazionale Penale un'ordinanza di cattura proprio per quello che è stato commesso. Consigliera, però per alcuni invece la partita vuole significare uno sport libero da divisioni e dalle questioni politiche, un simbolo di unità. Questo certamente, lo sport dovrebbe essere unificante, però lo sport è anche una piattaforma che arriva a tanti cittadini, e quello che deve trasmettere anche il messaggio che nello sport non esistono due pesi e due misure, perché, ripeto, la Russia si trova esclusa giustamente per tutto quello che è accaduto, doveva valere questa cosa anche per l'Ucraina, per Israele, e quindi questo non condividiamo, tutto quello che sta trasmettendo in questo momento lo sport, qualcosa che è sbagliato proprio nei principi. Lascio un'ampia replica anche a lei, consigliere Novelli ha detto che lei sarà presente, anche appunto il presidente della regione Fedriga ha detto che ci sarà, l'intenzione di esserci anche quella del ministro Ciriani, che oggi comunque aveva anche in queste ultime ore degli impegni a Roma, ma ha detto che sia magari la prima partita significativa per la pace dopo appunto gli sviluppi che ci sono stati. Anzi, le lascio questo, guardi, mi scusi consigliere, Grazie. vado a riprendere se le trovo le parole di Ciriani, ma intanto le lascio la replica anche su queste ultime parole della consigliera. Allora, credo che il sentimento che alberga in ognuno di noi sia un sentimento che va nella direzione di condannare tutti gli atti di violenza e anche una reazione molto forte ed esagerata da parte
dello Stato di Israele, ma non dobbiamo dimenticare però una cosa: lo Stato di Israele è sotto attacco da oltre 70 anni, quindi se lo Stato di Israele esiste ancora, è semplicemente perché sono stati capaci di attivare tutta una serie di sistemi di sicurezza e di protezione che, se non avessero avuto, avrebbero consentito alle migliaia e migliaia di missili che sono piovuti sulla loro testa giorno dopo giorno di distruggere il paese e quindi i suoi abitanti. Allora, partiamo da una considerazione che non è soltanto legata al 7 di ottobre, in cui una manica di assassini maledetti criminali hanno provocato quello che hanno provocato, innescando una reazione abnorme. Oggi siamo arrivati a un processo di pace. Questo processo di pace molto spesso si sente dire da qualcuno che è estremista rispetto alle posizioni che naturalmente devono essere più di equilibrio. È un processo di pace che pesa perché interrompe quelle che sono queste proteste così anche violente che si sono viste nel nostro paese. Allora, questa sera si gioca una partita. Ha detto appunto Cirani, sia la prima festa dopo l'accordo, una partita che poi deve essere la prima festa dello sport e della pace dopo la firma dell'accordo storico. Appunto, questa sera si gioca una partita in cui c'è la nostra nazionale, e per persone come me e come molte altre, per fortuna, quando gioca la nazionale, indipendentemente che sia di calcio o di basket o di qualunque altro sport, si mette una mano sul cuore e si pensa che rappresentano il nostro paese. Allora, se questo non è sufficiente per dire attiviamo questo processo attraverso lo sport in cui abbiamo ottenuto un risultato, è stato raggiunto un risultato, si è attivato un processo di pace, quindi diamo credito a questo percorso, non facciamo quello che qualcuno intende fare, la manifestazione con 10.000 persone, bene, ci saranno 9.500 che vogliono manifestare per la pace in Palestina. La pace in Palestina si è attivata non certo per merito della flottiglia o non certo per merito di altre persone. Se vogliamo pensare che delle barche a vela hanno risolto il problema, pensiamolo, per l'amor del cielo. Non sono barche a vela solamente, chiaramente, anche secondo molte altre persone, però sono anche altre significato, certo, l'impegno però che il significato più forte è stato rappresentato dalle barche a vela. Allora, io ho sempre un profondo rispetto per chi manifesta, per chi ha un credo, ho meno rispetto per chi invece crea tutto questo per una ideologia. Allora, io penso che questa sera la partita dovrebbe svolgersi con una proiezione verso un futuro che è un futuro di pace, per quanto molto difficile da raggiungere in termini compiuti. Mi auguro e spero che questa sera non ci siano dei disordini. Devo dire che le dichiarazioni che si sentono fare però non lasciano ben sperare. Ricordo però sempre una cosa, che in mezzo a tutto questo, in mezzo a questa disgrazia della guerra tra Palestina, tra Hamas inizialmente e Israele, che ha coinvolto la Palestina, ci sono milioni di altre persone che guardano a questo processo di pace con fiducia, guardano a questo processo di pace con fiducia e anche condannano le violenze di una parte e condannano le violenze dell'altra parte, ma quando si attiva un processo di pace, santo cielo, dobbiamo anche avere fiducia che questo processo possa concretizzarsi. La dimostrazione palese sarà questa sera. Se ci saranno dei disordini, allora vorrà dire che questi infiltrati violenti vogliono approfittare della situazione per continuare a rimanere visibili e quindi anche attivi nel loro intento non certamente edificante. Consigliera. Ma voglio rispondere innanzitutto sul primo passaggio, ovvero quando dice che questo processo di pacificazione non è stato fatto dalla flottiglia, ma voglio dire che non è stato fatto neanche dal governo Meloni, visto che è stato in silenzio fino a qualche mese fa e soltanto al convegno di Rimini è intervenuta dicendo che si era superato un limite. Io non finirò mai di dirlo, questo limite mi piacerebbe a tutt'oggi capire in che cosa consistesse, se 40.000, 50.000 morti, 60.000.
Voglio ricordare che la flottiglia ha avuto il peso di far arrivare un messaggio importante, che lì c'era un blocco navale che violava il diritto internazionale perché non faceva arrivare aiuti umanitari, e che la flottiglia è stata, tutti gli attivisti della flottiglia sono stati dichiarati dei terroristi e attaccati in acque internazionali come terroristi. Sono stati attaccati dai droni israeliani. Ora è vero che ci stanno ancora delle indagini in corso, ma questo è sotto gli occhi di tutti, e negarlo secondo me è veramente negare l'evidenza. Però al di là delle posizioni che possono essere contrastanti, quindi io voglio dire che questo processo di pace lo accogliamo con favore. Abbiamo condannato tutti noi quello che è accaduto il 7 ottobre, però ancora continuare a dire che Israele si è difesa e quindi esercitato un diritto di difesa, io lo trovo becero, perché quella non è difesa, non può essere difesa tutto quello che è stato determinato nella striscia di Gaza, perché ha superato non il limite ma di più. È stata usata la fame come strumento di guerra, è stato impedito l'accesso di qualunque aiuto umanitario. Volevo anche rilanciare l'aspetto, ci siamo più volte anche confrontati in studio, no? tra ospiti, sull'aspetto della grande partecipazione civile, al di là poi della connotazione politica che per chi non ha apprezzato queste iniziative della flottiglia continua a sottolineare, ma tantissimo è stato innegabilmente il contributo civico. Così. No, ma certo, il contributo civico si è visto ed è stato importante, perché forse per la prima volta si è avuto nel nostro paese un movimento più o meno spontaneo di persone che non necessariamente erano legate a una bandiera politica o di partito. Naturalmente questo è solo un pezzo della verità, perché l'altro pezzo della verità l'abbiamo visto tutti con i fatti che sono accaduti a Milano, a Roma, a Firenze, con questa violenza che dimostra semplicemente che ci sono molte persone che... È una violenza poi che viene associata all'intera iniziativa, che però è attribuibile a una parte. Certo, questo è innegabile che è una parte minore di presenze che hanno problemi. Però esiste. Tutto questo che cosa comporta? Comporta un dispendio enorme di energie perché lo Stato possa governare qualcosa che può sfuggire di mano. E ritorno sempre ai nostri cittadini che, pur condannando assolutamente le violenze in Israele, pur condannando la reazione che è abnorme dello Stato di Israele, però vogliono vivere la loro vita senza troppe rotture di scatole, perché anche questo non è una cosa secondaria. E ripeto, e quando c'è nell'ordinario una situazione che si ripete continuamente, per cui ci troviamo ad avere manifestazioni continue anche dopo che si è attivato il processo di pace, che creano una situazione di disagio continuo per i cittadini che non partecipano a questa manifestazione, insomma è anche ora di dire basta. E poi aggiungo un'altra cosa, qui non si tratta di dividere i buoni dai cattivi, si tratta semplicemente di provare a pensare in modo pragmatico. Le guerre purtroppo hanno sempre provocato distruzione e tragedie, però non è che noi dobbiamo concentrarci solo sullo Stato di Israele e dimenticare completamente che cosa ha fatto Hamas in questi decenni, che cosa ha fatto Hamas verso i cittadini della striscia di Gaza, che cosa ha fatto Hamas il 7 di ottobre, e lo ripeto anche, l'esistenza dello Stato di Israele c'è in questo momento solo perché ha saputo attivare sistemi di difesa, altrimenti l'avrebbero già annientato. Ma rispetto ad Hamas io continuo ad esprimere quella che è stata sempre la nostra posizione, ovvero di condanna, quindi da questo punto di vista non possiamo che essere d'accordo, perché abbiamo sempre condannato qualunque atto di violenza da chiunque perpetrato. Per quanto riguarda i cittadini, io finalmente vedo una reazione rispetto anche al senso civico dei nostri cittadini, perché tante volte ci si lamenta anche quando si verificano elezioni che c'è una scarsa affluenza, una scarsa partecipazione
partecipazione, uno scarso senso civico, e invece in questo momento vediamo dei cittadini che prendono una posizione, la esprimono in maniera pacifica, perché voglio precisare che tutte le situazioni che si sono verificate di violenza non hanno nulla a che vedere con queste manifestazioni, ma sono degli infiltrati che vanno isolati e che mi auguro che stasera non creino disordine. Anzi, ringrazio in anticipo le forze dell'ordine e la questura di Udine che svolgerà il servizio, e quindi mi auguro appunto che tengano appunto il tutto sotto controllo. E quindi quello che continuiamo a dire è che questo ha sviluppato una partecipazione che non si era mai vista prima, e l'ha fatta in un momento in cui il nostro governo era silente, perché se il nostro governo fosse stato come il governo spagnolo, che con orgoglio ha espresso sin da subito la sua contrarietà, ha espresso la contrarietà rispetto a quello che stava accadendo, ha riconosciuto lo Stato di Palestina, perché voglio ricordare che l'Italia è tra i pochi paesi che non lo ha fatto, lo ha fatto anche la Francia, il Canada, e potrei andare avanti per tanti altri paesi. Questo per dire che il popolo è sceso proprio per esprimere il suo parere e per contrastare quello che era il silenzio in questo momento di un governo che ha fatto ben poco, e adesso invece si inorgoglisce quasi di essere stato l'autore di un processo di pace che secondo me ha preso il via proprio e ha avuto un'accelerazione, perché sicuramente c'erano già dei percorsi intrapresi, ma subito sicuramente un'accelerazione anche a seguito di quella che è stata tutta la missione della flottiglia. Un riconoscimento comunque al governo che è arrivato anche vedendo ieri la Premier seduta, insomma, tra gli altri rappresentanti politici a Sharm el Sheikh durante la cerimonia per la firma dell'accordo di pace. Ma il fatto di sedersi non è che per me è un indice di orgoglio, perché ripeto, noi abbiamo sempre contestato questo silenzio da parte del governo Meloni che quasi sembrava, anzi trasmetteva quasi un messaggio diverso, quasi di complicità, di appoggio al governo di Israele. Adesso sì, ha partecipato ad un processo importantissimo, ma era inevitabile che lo facesse, cioè sarebbe stato quasi un paradosso se non fosse lì stata seduta, ecco. Le lascio la parola. Sa cosa faccio, consigliere, visto che oggi siamo così in diretta qua in esterna, sì, tra queste misure di sicurezza, lo ricordo a chi si fosse adesso collegato anche con la televisione o via internet e ci stesse guardando, siamo fuori dallo stadio proprio per documentarvi le misure di sicurezza in corso in vista della partita di oggi, qui nella zona dello stadio, zona rossa come detto, e continueremo a trasmettere la rassegna fino alle 10 da qua, però potete comunque telefonarci facendo il numero in sovraimpressione, ci sarà inoltrata la telefonata eventuale. Prego solo di essere molto brevi con una domanda specifica da rilanciare agli ospiti, perché così mi sarà più facile appunto sentirla e farla ascoltare. Allora, torno a farle commentare la situazione di ieri anche. Sì, no, se posso, vorrei aggiungere questo, che queste accuse di distacco, di inerzia del governo italiano, allora voglio ricordare che esiste la diplomazia, e la diplomazia ha dei canali di lavoro che non sono necessariamente come evidenziati sui media ogni giorno, e la diplomazia italiana ha avuto un ruolo fondamentale. Inoltre il governo italiano ha detto in modo chiaro qualcosa che reputo vada scolpito sulla pietra: sì al processo di pace naturalmente, sì allo Stato di Palestina e allo Stato di Israele naturalmente, quindi due popoli, due stati, ma quando si dovessero verificare due condizioni: una, il rilascio degli ostaggi, che è avvenuto, e certo, la seconda condizione è la completa estromissione di quegli assassini criminali dei terroristi di Hamas. Quindi il processo si è attivato, adesso dobbiamo sperare che il processo abbia un'evoluzione che va nella direzione auspicata. Adesso siamo già nella fase 2, ma già la questione per esempio del disarmo completo di Hamas è una questione che certamente diventa già uno adesso ci sono degli ulteriori scalini che sono molto alti, che comunque non inficiano quello che si è attivato. Allora arriveremo ai due popoli, due stati, ma ne stiamo parlando da 70 anni, abbiamo percorso dei momenti storici diversi, ma abbiamo visto quello
quello che è accaduto, cioè non è accaduto quello che in molti si auspicavano, adesso c'è una possibilità che questo avvenga. È una possibilità sulla quale un giocatore d'azzardo potrebbe puntare tutte le sue fiche? Non credo proprio, però abbiamo una garanzia, quella che sia gli Stati Uniti d'America, sia l'Europa, sia i paesi arabi, con convinzione, oltre che Israele naturalmente, hanno iniziato un percorso, e questo percorso prima non si era mai visto in questi termini, anche a causa dei gravissimi accadimenti della guerra. Perfetto, allora io devo assolutamente annunciare il primo break pubblicitario, il primo e l'unico, quindi pubblicità, e poi rientreremo approfondendo altre questioni relative ovviamente ai progressi fatti ieri, i primi passi almeno per questa pace in Medio Oriente. Pubblicità. Okay. Ben ritrovati in Sveglia Friuli, sempre in compagnia dei consiglieri regionali Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, Roberto Novelli di Forza Italia. Continuiamo analizzando comunque la situazione estera. Allora, eravamo rimasti a questo titolo del Gazzettino in pubblicità, la Premier, dunque Giorgia, l'unica donna al summit, pronti per la ricostruzione, e poi si parla chiaramente del protagonista di questo accordo di pace, del presidente statunitense Trump, trionfo in Israele. Il titolo del Gazzettino, accolto come un eroe, quindi Trump che ha anche tenuto un applaudito intervento alla Knesset in Israele, Trump che sperava comunque in questo Nobel per la pace, per il momento non è arrivato, magari qualcuno ha detto se si impegna anche sul fronte del conflitto russo-ucraino per il prossimo anno, visto che per il premio si considera l'anno antecedente, magari lo otterrà. Ma sicuramente siamo rimasti stupiti, da tutta questa operazione fatta dal presidente Trump, che appariva come una scheggia impazzita, soprattutto per tutta la questione dei dazi e per tante altre posizioni anche assunte nei suoi primi anni proprio di elezione. Ci auguriamo che questo processo comunque abbia luogo, perché è chiaro che questo è un auspicio per tutta la popolazione palestinese, perché si deve ritornare al riconoscimento di due stati per due popoli, si deve consentire al popolo palestinese di esercitare il proprio diritto di autodeterminazione, e quindi ci auguriamo appunto che questo processo non venga interrotto, proprio perché c'è una regia importante che è quella americana, oltre che europea e di tutti gli stati appunto che hanno partecipato. Quindi è sicuramente qualcosa che apprezziamo e che ci auguriamo che abbia un percorso positivo, visto che siamo ancora agli inizi e, come ha detto anche il collega, in questo momento fare delle previsioni è abbastanza difficile, visto anche tutti i fallimenti che si sono avuti nel corso degli anni. Non è la prima volta che si intraprende un percorso di pace che poi viene interrotto, comunque si riaccende la miccia per una qualche ragione. Quindi vediamo come procedono le cose, sicuramente confidiamo in un atteggiamento positivo da entrambe le parti, benché sia da una parte che dall'altra sappiamo che abbiamo a che fare con degli interlocutori difficili. Un Trump sicuramente spiazzante, c'è chi ha detto magari appunto potrebbe essere parte di una strategia politica, diplomatica. Cosa ne pensa lei, consigliere Novelli? Allora, io penso che Trump susciti dei sentimenti contrastanti nelle persone. Personalmente non l'ho apprezzato in come si è posto in termini istituzionali. Diciamo che il Presidente degli Stati Uniti d'America ritengo che in certe situazioni debba avere un aplomb più istituzionale e meno ricco anche di enfasi. Ciò non toglie però che alla fine in politica, come nella vita, contano i risultati, e questo è un risultato epocale. Le considerazioni le abbiamo già fatte, per quanto è possibile farle con il nostro livello di conoscenza, però dobbiamo anche considerare che alla fine, quando il paese che è stato martoriato da una guerra ingiusta, come tutte le guerre,
arriva ad accendere la luce della speranza, una speranza vera, quando si vedono le persone che tornano verso quelle che erano le loro case, parlo dei palestinesi, quando si vedono delle piazze in Israele che festeggiano, quando si vede un ritorno però in un contesto distrutto, questo bisogna dire, certo, abbastanza apocalittico, che certo, c'è il ritorno ma apocalittico. È un ritorno apocalittico. È un ritorno apocalittico, ma è un ritorno che fino a pochi giorni fa non era neanche presumibile. C'è stata una guerra e la guerra crea distruzione. Pensiamo alle nostre città durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, sono state distrutte, alcune sono state rase al suolo e poi c'è stata la ricostruzione. Allora, se questa ricostruzione è una ricostruzione che serve per un futuro di stabilità, è chiaro che questo è un momento importantissimo. Grazie. La storia ce lo racconterà, però non credo che si possano fare tante congetture o tante considerazioni. È successo, c'è stata una tragedia, questa tragedia ha portato a delle conseguenze abnormi da una parte e dall'altra. Se vogliamo parlare di ciò che fu, dobbiamo parlare di 75 anni di storia o poco in là dello Stato di Israele e del popolo di Palestina. Dobbiamo parlare di come i paesi arabi si sono sempre posti rispetto ai palestinesi, non certamente in modo benevolo sempre. Dobbiamo parlare di come Israele si è dovuto difendere in questi decenni. Dobbiamo parlare di come l'Europa si è, messa in moto in determinate situazioni. Insomma, dobbiamo parlare di tante cose, ma adesso noi dobbiamo partire da un punto fermo. Adesso c'è il futuro, speriamo che il buon senso di tutti prevalga e la ricostruzione serva per il popolo palestinese perché possa tornare a vivere. In questo le rilancio questa considerazione, sicuramente voglia di pace internazionale, garantire stabilità, ma quanto a suo avviso in questo pressing per ottenere questi primi passi per la tregua che si spera si concretizzi in effettiva pace, quanto peso hanno avuto anche gli interessi legati a una ricostruzione dell'area dagli altri Come sempre stati? credo un peso importante. Consigliera. Grazie per il giornale, adesso cercavo proprio un articolo, cercherò su una riflessione sull'Europa. Voglio riprendere due concetti espressi dal collega Novelli. Innanzitutto è concettuale, lì non si è perpetrata una guerra, ma lì la guerra è stata unilaterale, perché da parte dei palestinesi hanno subito appunto questi attacchi e quindi non c'è stata una reazione, era un attacco unilaterale distruttivo. E quando poi dice che in questo momento sì, si gioisce, è vero, si gioisce per la pace ritrovata, si gioisce per la fine dei bombardamenti, però quando dice che i cittadini palestinesi potranno ritornare nelle proprie case, non c'è più niente lì. Sfido a trovare pochi saranno i palestinesi che troveranno ancora una casa, ma soprattutto pochi saranno i palestinesi che potranno condividere questa gioia con i propri familiari, perché la maggior parte di loro hanno perso tutta la propria famiglia. Quindi ecco perché riteniamo inopportuna questa partita, ma proprio alla luce di tutto questo, non si può dimenticare quello che è stato. È vero che bisogna guardare al futuro con atteggiamento positivo, ma neanche cancellare quello che è stato, perché in questo momento, se è vero che si sono interrotti i bombardamenti, ma ci sono tanti cittadini palestinesi che versano in serie difficoltà abitative, familiari di sofferenza, hanno subito delle sofferenze tali che ci vorrà un'altra vita per riprendersi e per superarle. Quindi ecco perché non possiamo condividere che Israele partecipi ai mondiali di calcio in un contesto che dovrebbe trasmettere valori positivi, quando fino adesso si è fatto autore dei peggiori dei crimini possibili. Allora, per quanto riguarda la rassegna, perché riflettiamo anche su quelle che sono alcune sollecitazioni chiaramente date come sempre dalla stampa, c'è un commento oggi su Il Messaggero Veneto a firma di Marco Zatterini intitolato "Così l'Europa può rientrare in gioco". Grazie consigliera. Allora, l'Unione Europea ovviamente, dice l'autore, siamo costretti ad ammettere che in quanto tale non ha toccato palla nella fase negoziale dell'intesa per tre motivi: gli Stati Uniti, che intendevano importare la loro
loro leadership mondiale senza i fastidiosi alleati d'oltre Atlantico, Israele che non voleva in mezzo un interlocutore che per buona parte denunciava la distruzione indiscriminata di Gaza, il genocidio e l'uccisione di migliaia di innocenti, e l'Unione non è stata in grado, scrive ancora Zatterin, come sempre accade, di esprimere la posizione forte e univoca che le avrebbe permesso di avere voce nel negoziato globale. E questo quindi, scrive l'autore, è un genere di compromesso accettato da tutti per convenienza più che per convinzione che il club di Bruxelles non avrebbe mai presentato. Dalle nostre parti più credono, come l'Italia, nella soluzione di due popoli e due stati. L'armistizio di Donald Trump immagina l'esistenza del primo punto, ma non prelude in alcuna maniera al secondo. Ciò non toglie che esista la possibilità e il dovere di tornare in gioco, così appunto Zatterin. Comunque il premier israeliano, altro titolo, Netanyahu che vince a metà, è il titolo sul Messaggero, e che resta fuori dal vertice, uno scenario all'insegna del trionfalismo esaltato nei proclami di reciproca amicizia eterna esibiti dalla Knesset, da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, dopo 2 anni di sangue e tenebre agli occhi del mondo. Questo è stato il copione interpretato dal primo ministro israeliano nella giornata della liberazione degli ostaggi sopravvissuti alla cattività nelle mani di Hamas, costretto tuttavia a lasciare il centro del palco al presidente magnate degli Stati Uniti. Ovviamente si riflette sul momento di gloria, come titola anche il Messaggero, di Trump alla Knesset: ho chiuso la guerra, le sue parole. Per Gaza dunque è già la fase 2, spunta un ruolo per Hamas, da Trump arriva l'apertura a un utilizzo come forza di polizia palestinese. Anche questo è un aspetto su cui ci sono al momento molti rilievi critici, perplessità sul fronte internazionale per questa apertura almeno momentanea di questo intervento di Hamas. Anche sul fronte della polizia c'è tutto adesso anche il problema dei rapporti tra clan e anche un possibile regolamento di conti, no, in queste ore. Comunque anche l'Unione è stata chiamata a trovare un nuovo equilibrio, darsi delle risposte anche tra stati, anche alla luce di tutti questi eventi internazionali. Insomma, riuscirà a rimodularsi, a trovare insomma un profilo più efficace? Diciamo che l'Unione Europea tendenzialmente è arrivata dopo, però ha un effetto, seppur ritardato, di possibile stabilizzatore. Noi europei siamo meno dinamici, sicuramente, soprattutto quando ci sono situazioni di conflitti, però poi nel momento in cui questi conflitti tendono a ridursi e si attivano i processi di pace, abbiamo una capacità di stabilizzazione, anche di intervento, rispetto alla capacità storica anche delle diplomazie di mediazione, che non è una mediazione, ripeto, interventista, è una mediazione che io potrei definire conseguente all'atto di, come dire, più interventista, che in questo caso è stato fatto dagli Stati Uniti. La possibilità, perché poi alla fine questa trasmissione è fatta davanti allo stadio, quindi dovremo anche rientrare un po' nelle considerazioni sull'opportunità o meno di questa partita. Credo che in condizioni diverse, forse alcune critiche rispetto all'opportunità o meno di giocare questa partita avrebbero avuto basi più solide, ma nelle condizioni date, con un processo di pace avviato, questa partita, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, rappresenta un momento simbolico utile. Importante. Sono state rilanciate delle iniziative come un minuto di silenzio per la pace, insomma altre due idee da poter eventualmente concretizzare come segnale. Lei sarebbe favorevole anche a questo, eventualmente nella serata? Certo, ma visto che viviamo anche di simboli, perché i simboli sembra che siano così delle cose non importanti, in realtà sia da una parte che dall'altra la simbologia, quella che rappresenta qualcosa, quello che vuole rappresentare un'idea, quella che vuole rappresentare un sentimento è importante. Allora, la partita Italia-Israele di questa sera è un simbolo di qualcosa di grave che è accaduto, ma che sta ripartendo e che va nella direzione della ricerca di quella che è una pace stabile e duratura.
Perciò io credo che questo sia un momento importante che è stato fatto proprio da chi ha deciso di arrivare a questo punto. Allora, questa situazione che noi viviamo è una situazione che dal mio punto di vista simbolicamente è una ripartenza. E allora lasciamoli giocare, tifiamo per chi è sportivo, per la nostra nazionale, tutti tifiamo insieme per la pace e guardiamo, io personalmente, con diffidenza rispetto a una manifestazione che bloccherà la città, che costerà un sacco di denari ai cittadini e che speriamo non abbia le infiltrazioni di violenti che approfittano sempre, indipendentemente dal tipo di idea che viene messa in campo per mettere a ferro. L'anno scorso però è andato il 14 ottobre tutto bene la manifestazione, no? Sostanzialmente che c'è stata sì, anche di pace, quindi speriamo così come anche per la Supercoppa, per le tifoserie, speriamo un altro contesto, però comunque ci auguriamo che comunque... Con una proporzione completamente diversa, diversa. Torniamo nel nostro piccolo... Questo è un caso specifico. Torniamo nel nostro piccolo orticello. Ma se questa sera il proprietario di una vetrina, il proprietario di un'auto, il proprietario di un palazzo si dovesse vedere, di una casa, si dovesse vedere vandalizzata la sua proprietà, grazie. Perché ci sono alcune frange che decidono di fregarsene della proprietà altrui e vogliono fare danni, questo è qualcosa che comunque riguarda tutti. Ci si augura chiaramente. Nel nostro piccolo orticello, naturalmente, senza parlare di cose alte. Certo. Allora, le lascio una replica. Allora, lei sarà chiaramente allo stadio, lei consigliera ha detto che parteciperà alle manifestazioni, quindi domani ulteriormente avremo modo di chiedervi nel corso dei spazi informativi, insomma, un aggiornamento anche secondo il vostro punto di vista. Comunque andiamo a vedere a questo punto anche i dati che riporta il Messaggero Veneto. Il ritrovo sarà alle 17:30, come detto, lo ricordiamo, il ritrovo del corteo in Piazza della Repubblica, quindi poi ci sarà questo passaggio, un percorso di poco più di 2 chilometri che si snoderà lungo alcune vie intorno a Borgo Stazione, ci sarà il passaggio anche per via Vittorio Veneto e poi terminerà questo corteo, ricordiamo, via Roma, ecco, via L'Europa, piazzale D'Annunzio, via Aquileia, via Vittorio Veneto, piazza Duomo, via Savorgnan, via Manin, con arrivo in piazza Primo Maggio, dove ci saranno gli interventi, insomma, degli organizzatori, dei rappresentanti delle varie realtà coinvolte. Sono previste circa 10.000 persone, stando alle stime confermate in questi ultimi giorni, 300 le realtà coinvolte tra comitati e associazioni e si presume una presenza in piazza intorno a circa le 9:30, no? Così dovrebbe essere, consigliera. Ma noi parteciperemo e ripeto, mi auguro che ci sia un risvolto positivo di questa manifestazione che deve essere pacifica e deve trasmettere un messaggio di pace e non di violenza, quindi siamo i primi a condannare qualunque forma di questo tipo di vandalismo oppure di violenza che si potrà realizzare, mi auguro che non si realizzi, ecco. Quindi invito tutti a vigilare, anche perché ognuno di noi deve essere vigile rispetto a quello che accade e a marginalizzare atti appunto di violenza se questa manifestazione si fa a Udine, si fa proprio perché si contesta questa partita. Prima mi è piaciuto un passaggio che ha detto il collega Novelli. Quando gioca la nazionale batte il cuore, c'è l'orgoglio, ecco, anche nel sentire l'inno, ecco, che viene fatto prima della partita. Io ritengo proprio che questa partita non si debba giocare, ma proprio perché nel momento in cui verrà suonato l'inno israeliano saranno tanti a vedere proprio l'ingiustizia che si perpetra in questa partita a fronte di tutto quello che è accaduto e soprattutto a fronte dei processi che ancora sono in bilico. Quindi io non ritengo, ecco, che tanti cittadini italiani ma anche da altri paesi che verranno qui a manifestare si riconoscano in questo, ecco, si riconoscano in un paese che si è rivelato criminale, ecco.
Chiara la posizione. Allora io a tradimento, come ieri, vedo in arrivo accanto al nostro Alessandro Fermonte, dietro la telecamera, vedo in arrivo il nostro Amor Costantino. Qui chiedo un aiuto per il recupero della pagina del giornale che intanto è volata via col vento. Ecco, grazie. Che pagina è? Omar, ti do intanto questo microfono perché oggi anche tu farai parte delle troupe che saranno sguinzagliate in centro città per documentare tutta questa giornata, diretta dalle 16:30. Tra l'altro volevo chiederti un aggiornamento, tu ieri sei andato a sentire un po' anche le voci della popolazione fuori, in particolare dalla struttura dell'hotel Abutrio dove è ospitata la nazionale. Si guarda con attenzione chiaramente agli spazi anche qui a Udine dove è ospitata la nazionale israeliana a Udine e la nazionale italiana ovviamente a Butro. Tu ieri sei andato anche a Butrio per sentire le voci della popolazione, insomma indicaci un po' anche gli umori, no? Le sensazioni che hai raccolto. Beh, innanzitutto buongiorno e ben ritrovati sia ai tuoi ospiti che ai nostri amici telespettatori. Allora, come giustamente ha anticipato la collega, dalle 16:30 oggi sarà veramente una giornata campale per quanto riguarda l'informazione su TV12. Tra l'altro siamo, come abbiamo anche anticipato, presenti oggi in tutto il Triveneto anche per questa tragedia che si è consumata nella notte alle porte di Verona con 3 carabinieri morti, 15 operatori feriti in questo crollo di un casolare che era saturo di gas proprio alle porte di Verona. Doveva essere effettuato uno sgombero, però tornando invece a noi come TV12, chiaramente già da partire dal Friuli in diretta faremo un flash per quanto riguarda lo stadio, per quanto riguarda le cosiddette zone rosse a Udine, poi dalle 16:30 fino alle 21 forse saremo in diretta minuto per minuto con 3 postazioni mobili, 2 lungo il corteo, tra cui una intorno alle 18 si sgancerà dal corteo e salirà lungo il castello per seguire poi la veglia di preghiera presieduta dall'arcivescovo metropolita di Udine Monsignor Riccardo Lamba. Ci sarà anche la presenza tra l'altro del sindaco Alberto Felice De Toni. L'altra postazione mobile invece continuerà a seguire il corteo fino in piazza Primo Maggio e poi ci sarà lo scioglimento nella speranza insomma, che tutto proceda nel migliore dei modi. Il sottoscritto invece chi vi parla sarà qui nel perimetro dello Stadio Friuli per raccontarvi le sensazioni, la vigilia della partita, sentiremo chiaramente tutte le voci possibili e immaginarie e poi insomma nella speranza, come entrambi i nostri ospiti hanno detto, che tutto proceda secondo i canoni previsti. Un'ultima cosa, Mara, ieri ascoltando mi è capitato personalmente di incrociare una parte dei cittadini, tutto sommato molti si sono detti abbastanza tranquilli che non temono particolari problemi. Andando tu a sentire le voci dei tifosi anche all'esterno dell'hotel Abutrio con la nazionale italiana chiedendo un po' di commenti su questo evento, abbiamo ricordato più volte, no? Che anche il comune, il sindaco avrebbe voluto rinviare alla luce della situazione internazionale, per questo anche il sindaco non sarà. Meglio se tieni il microfono perché sono da casa. No, io ho il mio, per questo è per te, questo è per te. No, tranquillo che ho tutti i dettagli sotto controllo. Nei dettagli ieri abbiamo sentito un po' di tifosi fuori dall'albergo del ritiro della nazionale a Butrio, va detto che la maggior parte era lì esclusivamente per un selfie, per un autografo da parte degli sportivi, però la sensazione generale è che la partita non è che sia granché sentita, ma come anche tipico costume friulano, nel senso che qui non è che siamo a livelli esagerati, cioè la gente magari diciamo così si lamenta, chiama, però poi tutto nel contesto della classica arrabbiatura, ma poi finisce tutto, nel senso perché la gente qui ha altro che fare, pensa ad altro, va a lavorare e non ha tempo insomma da perdere in chiacchiere eccetera. La sensazione, ripetiamo, è che la partita onestamente a pochi interessa, non c'è quel grande entusiasmo, ma proprio perché possiamo vedere, insomma, siamo allo stadio, sembra di essere al carcere di Tolmezzo quasi, no? Il carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Ci sono più forze dell'ordine che persone che girano tranquille per la città e questo sicuramente è stato un disincentivo a portare il pubblico poi questa sera allo stadio, tanti andranno, se la guarderanno tranquillamente. Stavo ricordando anche i numeri perché comunque anche ieri al termine della vendita delle 18 risultavano essere saliti ancora un po' a 9.200, quindi i biglietti venduti circa, rispetto ai 16.000 disponibili, ridotti rispetto alla capienza di 25.000 posti, comunque proprio per ragioni di sicurezza sono comunque un pochino saliti, quindi almeno 9.200 i biglietti venduti. Grazie Omar, io ti lascio andare in compagnia dei tuoi ospiti. Dei nostri consiglieri. Ricordo ancora ore 12 Friuli in diretta, vigilia immediata e poi dalle 16:30
lunga straordinaria con, ripetiamo, 3 postazioni mobili che seguiranno 2 il corteo, poi una si sgancerà per la veglia di preghiera dalle 18, mentre per quanto mi riguarda saremo qui allo stadio a monitorare la situazione. Mi permetto di chiudere, poi ti passo la parola, come avrebbe detto il mitico e grande compianto Sandro Ciotti, possiamo dire che il terreno è in perfette condizioni, gli spalti non sono gremiti, si impatta al cuoio, ma la ventilazione è inapprezzabile. A te, Monica. Grazie Omar, grazie. Allora, direi, se non c'è altro da aggiungere sul tema, di guardare magari ad altri titoli anche a carattere regionale. Chiaramente la giornata oggi verterà su questi due grandi appuntamenti di cui si parla da tempo, ma ci sono tanti altri aspetti richiamati oggi. Ripartiamo dal Gazzettino, dalla prima pagina del Friuli. C'è un dossier, dopo passo, grazie, un dossier intitolato "Caro vita, le famiglie tagliano gli alimentari, borse della spesa più leggere ma più care". Nel 2025 continuano gli annunci a 2 cifre, infatti per i beni di largo consumo e tra gli alimenti aumentano soprattutto la frutta, quasi il 3% in più, il 2,7%, e c'è un aumento anche di oli e grassi più 11,7%, e anche si parla di aumento per la pasta con i prodotti a base di pasta, per i quali le famiglie spendono la pasta con i prodotti a base di pasta, sì, qua è scritto per i quali le famiglie spendono in media 153 euro annui. Comunque insomma le spese che aumentano. Caro vita, abbiamo visto anche le difficoltà di molte persone magari a pagarsi le visite mediche, con anche un aumento delle persone che rinuncia ad alcune cure, proprio ieri erano dei temi affrontati dalla stampa. Riparto da qua, riparto da lei, consigliere Vimberto. Il problema del caro vita è un problema serio. Bravo, ecco, non ho tutti i dettagli, vedi, poi mi distraggo, appena detto tutti i dettagli sotto controllo, grazie, glielo tengo io, prego. Il problema del caro vita è un problema che non si può sottovalutare, lo vediamo ogni giorno. C'è una parte della popolazione davvero che fa fatica, soprattutto le famiglie con figli, dove magari i componenti della famiglia adulti non sono occupati entrambi, o sono occupati solo parzialmente, o soffrono di stipendi che sono non in linea con quello che dovrebbe essere il costo della vita, sono in difficoltà. Bisogna sempre naturalmente guardare il macro per arrivare al micro. Nel macro la nostra regione è una regione dove gli indicatori sono positivi, lo leggiamo abbastanza di frequente che la percentuale di povertà nella regione Friuli Venezia Giulia è più bassa rispetto ad altre regioni, che l'occupazione, anche l'occupazione stabile, è più alta rispetto ad altre regioni, ma tutto ciò però comporta che cosa? Che esista una fascia della popolazione che è in condizioni di difficoltà, ed ecco perché non si può guardare al macro, che è tendenzialmente positivo, senza prestare una grande attenzione al micro, che comunque coinvolge decine di migliaia di persone. Su questo ci sono dinamiche di mercato, dinamiche internazionali, pensiamo solo all'approvvigionamento di determinati prodotti da stati esteri, pensiamo ai dazi che prima sono stati menzionati, quindi sono dinamiche di mercato che non sono... Il balletto dei dazi, che non sono governabili in ambito locale. Però in ambito locale la Regione Friuli Venezia Giulia ha un'attenzione particolarmente accentuata rispetto ai temi del sociale. È stato presentato di recente un disegno di legge dell'assessore Rosolén che è molto centrato sul sociale, su quelle che sono le possibili implicazioni impositive rispetto al potenziamento di quella che è la formazione, l'incoming da parte delle eccellenze intellettuali che sono andate all'estero, dei nostri giovani, sulla carta famiglia, sull'attenzione rispetto alla scuola e quindi ai contributi che possiamo erogare per sostenere le famiglie anche nel percorso scolastico e universitario. E quindi invogliarle anche a stare sul territorio. In mezzo a tutto questo però io continuo a ripeterlo sommessamente di frequente,
Le dinamiche di mercato e le dinamiche aziendali non sono governabili rispetto a solo gli interventi che l'istituzione pubblica può fare. E porto un esempio concreto. Se un'azienda decide che, pur rimanendo all'interno nei contratti nazionali collettivi di lavoro, un giovane, parliamo di giovani, un giovane che ha un valore per l'azienda molto elevato, gli vengono fatte svolgere delle mansioni importanti, ma lo confina all'interno di una fascia perimetrale di reddito, di stipendio, questo è un problema che dovrebbe essere discusso con l'azienda, dovrebbe essere l'azienda che incentiva con dinamiche diverse. La stessa cosa anche, poi concludo, per quanto riguarda un processo, anche questo è un processo che ormai si è attivato, anche grazie alla Regione, alle interlocuzioni con le categorie, che è quello del welfare aziendale. Molte aziende incominciano a prestare attenzione a quello che è il welfare aziendale, che diventa importante soprattutto anche per chi ha famiglia e ha tutte quelle dinamiche che conosciamo bene, che coinvolgono molto spesso più le donne che gli uomini. Consigliera Capozzi. Ci troviamo in un momento storico abbastanza paradossale, assistiamo all'aumento dei costi della vita, all'aumento dei costi delle bollette, all'aumento dei costi degli affitti, all'insostenibilità del mutuo, a fronte invece di stipendi ancora troppo bassi, perché purtroppo ci troviamo in un paese in cui la maggior parte dei nostri lavoratori, pur lavorando, è povero, e in questo io devo dire che una misura che avevamo introdotto e che funzionava rispetto a questo e su cui si è fatta tanta demagogia era proprio il reddito di cittadinanza, perché è stato demonizzato come la misura che andava a sostenere chi doveva stare al bar seduto, chi doveva i fannulloni, ma era anche la misura che andava a sostenere il pensionato che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese con la pensione troppo bassa, e le famiglie che non arrivano alla fine del mese con lo stipendio che percepiscono. Dalla nostra abbiamo fatto anche delle proposte nella regione che potevano essere fatte e applicate, ovvero si poteva intervenire quantomeno per adeguare i costi dei salari negli appalti pubblici. La Regione avrebbe potuto fare questo e lo consente proprio il codice degli appalti, nel momento in cui dice che prevede una premialità per quelle aziende che praticano uno stipendio migliore, più vantaggioso per il lavoratore. Questa dinamica ora è sospesa per via di una sentenza della Corte Costituzionale, ma noi l'abbiamo riproposta a più battute. Da questo punto di vista non c'è stata mai la voglia di intervenire da parte della Regione. Per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, io devo fare giusto il mini assestamento, perdonatemi, devo fare giusto un passaggio, perché voglio fare un po' la lettura che abbiamo fatto anche durante i lavori d'aula, perché se da una parte è vero che ci stanno tanti provvedimenti condivisibili e che abbiamo apprezzato, però dall'altra a che cosa assistiamo? Al fatto che ci ritroviamo di fronte all'ennesima misura immane, dove ci sono risorse esagerate, però i nostri cittadini continuano a vivere dei disagi, e qua possiamo spaziare da qualunque parte. Allora ci troviamo dei giovani che continuano ad andare fuori regione perché le condizioni non gli permettono di restare, ci troviamo famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese perché manca una misura di sostegno al reddito, ci troviamo cittadini che rinunciano alle cure perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, nonostante tutti gli investimenti fatti in sanità, e anche in questo caso la voce della sanità è tra le maggiori. Abbiamo ancora una sanità inefficace per i nostri cittadini, e questa non è demagogia. È anche vero che questo non dipende solo dalla regione, lo è so, un tema nazionale. Ma no? questa non è demagogia, questo è solo un ragionamento spicciolo, perché di fronte a tante risorse tanti problemi appaiono irrisolti, e quindi è questa la cosa che noi abbiamo denunciato, perché la valutazione non deve essere fatta soltanto rispetto alle risorse fatte oppure rispetto al singolo provvedimento che può essere condivisibile. La valutazione va fatta a livello di sistema. Purtroppo il nostro è un sistema sotto alcuni punti di vista fallimentare. La replica, consigliere Novelli. Addirittura. Abbiamo un sistema talmente fallimentare Li devo tenere distanti oggi così. Che la nostra regione, ripeto, è una delle regioni che pratica
le migliori best practice, soprattutto per quanto riguarda quello che è il sistema sociale, che quindi presta particolare attenzione ai cittadini che sono in difficoltà. Allora, se non vogliamo fare come al solito demagogia e populismo, mi risulterebbe facile parlare del reddito di cittadinanza e del fatto che in Calabria i cittadini, nonostante sia una regione, come dire, attenzionata sotto questo punto di vista, hanno scelto di dare di nuovo fiducia al presidente Occhiuto. Mi verrebbe da dire qualcosa riguardo quota 100 che ha dissestato i conti dello Stato, e mi verrebbe da dire qualcosa anche sui banchi a rotelle, ma io non voglio fare demagogia e populismo e voglio semplicemente dire che il problema esiste, che ognuno ha una possibilità di mettere assieme delle dinamiche per cercare di contenere il problema, perché anche quando si sente dire risolviamo il problema, ecco, io vorrei che andassimo oltre, cerchiamo di contenere. Era quello che in primis chiede la popolazione, oltre ovviamente le varie posizioni politiche. Di contenere il problema, perché il problema della povertà, del working poor, delle dinamiche sociali che molto spesso portano dei giovani a fare scelte diverse, non sono problemi risolvibili tout court, sono problemi contenibili che bisogna cercare di ridurre il più possibile. L'ho detto poco fa, questo disegno di legge che è stato presentato pochi giorni fa in commissione, che andrà in discussione in aula fra poco, è un disegno di legge dell'assessore Rosolin che va proprio in questa direzione, è un disegno di legge di legislatura che vuole mettere assieme tutti quegli elementi che possono servire a dare un contributo per quello che è il welfare, per quelle che sono le contrattazioni anche e la rete che si fa insieme all'istituzione pubblica e alle aziende. Ci sono diverse dinamiche interne che debbono facilitare il rientro dei talenti in Regione Friuli Venezia Giulia, e ci sono anche parecchie iniziative che, messe assieme anche alle iniziative che il sistema produttivo sta attivando, dovrebbero servire a migliorare le cose. Però chiudo con questa dinamica. C'è un problema evidente di un'inflazione che è contenuta, ma di un aumento del carrello della spesa che è abnorme. Ce ne accorgiamo tutti ed è a volte allarmante, perché i famosi 50 euro con cui una famiglia una volta, non molto tempo fa, andava a fare la spesa e portava un carrello a casa pieno, sono diventati assolutamente un'inezia, perché con 50 euro sostanzialmente uno rischia di tornare a casa con una borsa di plastica con dentro alcune cose. Allora, tutte queste dinamiche però sono legate a quella dinamica che non è governabile dal pubblico e che riguarda il mercato e quindi gli approvvigionamenti e quindi le scelte aziendali. E poi c'è l'altra dinamica che si deve sommare di che contributo può dare il pubblico. Il pubblico può dare dei contributi che sono, eccolo qua, degli aiuti che però non saranno mai sufficienti per compensare quello che sta avvenendo. Certo. E allora torno sempre all'ultimo aspetto, che è uno degli elementi di questo puzzle così complesso, che è l'azienda. Vogliamo capire perché un'azienda paga 1.000 euro o le cooperative. Noi abbiamo un sistema del terziario che è un sistema radicato e importantissimo, che si occupa di settori come l'assistenza sociosanitaria, la cultura e molte altre cose importanti, che fa rete con il pubblico. Ma vogliamo dirci che queste cooperative molto spesso, almeno idealmente una volta, avevano un colore politico e sottopagano i loro associati? E quindi tutto questo lo vogliamo mettere assieme e dire. Non so se tutti i casi, come dico sempre, di non generalizzare tutti i casi. Però abbiamo capito il discorso. Allora, ecco che quindi va messo assieme tutto. La Regione, più di quello che sta facendo adesso, cosa può fare? Sulla sanità abbiamo fatto un percorso, stiamo facendo un percorso importantissimo. Ma poi torniamo tra poco. Lascia l'ampia, intanto replica, da dove ripartiamo? Innanzitutto dal disegno. Dal disegno, io ripartirei dal disegno di legge anche per favorire le famiglie e anche la presenza delle famiglie in Regione, a cui accennava appunto il consigliere Roberti.
Consigliere Novelli, scusi. Ma infatti siamo alle solite, parliamo di aiuti ma non di interventi strutturali, ed è quello che abbiamo sempre proposto, perché se tu dai l'aiuto momentaneo non risolvi certo un problema. Per noi doveva essere introdotta una misura di sostegno al reddito proprio per sostenere tutte quelle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Per quanto riguarda invece la sanità, visto che noi facciamo demagogia, siamo quelli che facciamo populismo, io voglio invitare il collega Novelli a chiamare il CUP regionale e a prenotare una qualunque visita e vedere che tempi gli vengono propinati. Probabilmente però per il reddito che abbiamo supererà questo e andrà a fare una visita privata, ma io voglio ricordare che nella normalità la maggior parte delle famiglie non può fare questo percorso, e quindi le possibilità che ha davanti sono due: o rinuncia alle cure oppure deve aspettare 2, 3 mesi, 4 se gli può andare bene, e quindi anche ritardare una diagnosi che in alcuni casi può essere determinante. Quindi noi questo contestiamo, che ci troviamo in una regione e in un assestamento dove si continuano a stanziare risorse immani, perché non si può negare questo, non si può negare che le risorse siano esagerate, si continua a investire in sanità, però evidentemente da qualche parte qualche errore c'è se la sanità continua a essere inefficace per i nostri cittadini. Un elemento critico è stata anche la questione dei rapporti col privato e con le esternalizzazioni, scelte fatte dall'amministrazione, dalla maggioranza, come spiegato più volte dall'assessore, per venire incontro alle criticità anche dei tempi e non solo per questo, ma su cui si è espressa più volte la minoranza in modo critico. Quindi come ne usciamo da queste situazioni, da queste esigenze da risolvere? Ma noi sulle esternalizzazioni ci siamo sempre espressi contro, ma questo non perché i servizi non debbano essere rafforzati, perché abbiamo sempre rilevato due problemi di fondo. Da una parte c'è la questione che le esternalizzazioni impoveriscono di fatto il pubblico, perché poi il ragionamento è questo: se nel privato ci sono medici e infermieri, vuol dire che da qualche parte c'è una migrazione inaccettabile, ovvero dal pubblico. E questo perché ci stanno delle condizioni anche in sanità inaccettabili. I nostri medici hanno difficoltà a conciliare la propria vita familiare con quella lavorativa, hanno degli stipendi che delle volte sono bassi anche per loro, e quindi riceverebbero condizioni sicuramente più favorevoli nel privato. Quindi non ci si sta poco a chiedere perché ci sta questo svuotamento delle nostre le nostre strutture pubbliche si svuotano, perché nel privato ci sono condizioni più favorevoli, sicuramente si riesce a lavorare meglio e a conciliare con la propria vita familiare. Devo essere onesta che in questo assestamento abbiamo apprezzato una misura, ma questo proprio per l'onestà intellettuale che abbiamo, che è stata introdotta dall'assessore Riccardi e che è rivolta proprio alle donne, ai medici, alle donne medico che svolgono appunto questa professione, di poter conciliare la propria vita familiare con quella lavorativa a fronte di un tetto, di una retribuzione proporzionale che non viene inficiata nel caso in cui diminuiscono i pazienti. E quindi questo per dire che è vero che si continua a intervenire, però si continua probabilmente a intervenire nella direzione sbagliata. Bisogna migliorare le condizioni dei nostri operatori sanitari, ma questo a beneficio di tutta la struttura, perché diversamente ci ritroveremo da qui ai prossimi anni ad avere una struttura pubblica sempre più depotenziata. Prego Novelli. Allora, proviamo anche qui a rimettere le cose sul binario giusto. Il cittadino ha un problema oggettivo ad accedere alle prestazioni sanitarie in tempi che siano a volte compatibili con i bisogni, le necessità o gli auspici, perché la sanità è in difficoltà su questo, non in Regione Friuli Venezia Giulia, ma in tutto il nostro paese e non solo, per tutta una serie di motivazioni. E su questo si sta lavorando molto, e se andiamo a guardare anche i dati dell'azienda Udinede, dell'ASUF FC, vediamo che per moltissime prestazioni si sta andando nella direzione di un contenimento dei tempi di attesa. Tutto questo va anche legato all'aspetto della privatizzazione. Allora,
La privatizzazione di per sé non esiste. Esiste qualcosa di diverso che è legato al fatto che una parte dei servizi che la sanità eroga sono affidati a delle strutture private che svolgono con un dinamismo diverso dei servizi che possono servire a supportare quello che è l'offerta del pubblico. Ma tutto questo però accade con un accreditamento e l'investimento che la Regione fa per accreditare delle strutture private, per erogare un servizio pubblico è intorno al 4,5%, se non ricordo male. E se andiamo a guardare regioni, visto che qui si fa politica, che hanno un colore diverso dal nostro, vediamo che la parte dei soldi pubblici che viene utilizzata dal privato accreditato è molto più alta. Questa regione inoltre ha un vantaggio, che ha un consiglio regionale dove c'è estrema facilità nel percepire anche i battiti di ciglia. Siamo piccolini, quindi insomma riusciamo a capire molte cose anche semplicemente guardando l'aula. E guardando l'aula, anche ascoltando magari distrattamente, si nota come il centro-sinistra sia in una condizione molto diversa rispetto a quello che la collega adesso ha descritto, perché il centro-sinistra è spaccato, in quanto una parte del centro-sinistra appoggia tutte le iniziative che con difficoltà questa amministrazione regionale ha attivato per cercare di migliorare quello che è il servizio sanitario, con grande difficoltà, perché siamo ad una svolta epocale, quella nel cercare di passare da una sanità ospedalocentrica, dove molto spesso ti ammali se stai troppo tempo all'interno, a una sanità che poi è legata anche ai fondi del PNRR, che è una sanità di territorio, dove le persone che hanno pluripatologie, che sono croniche, gli anziani, che sono sempre più, devono trovare delle risposte. È un processo facile, no? È un processo difficilissimo ed epocale, però tutto questo noi lo stiamo attivando e l'abbiamo attivato. Allora, una replica del centro-sinistra, si parla anche il voto ovviamente dell'ultimo assestamento di bilancio, quello autunnale, con il voto anche rispetto alle risorse destinate alla sanità e non solo. Ma è chiaro che non posso parlare per i miei colleghi, parlo per la forza politica che rappresento, e la forza politica che rappresento è sempre stata chiara e ha espresso sempre in maniera trasparente quella che era la propria posizione, e da questo punto di vista, ripeto, non siamo né ideologici né siamo pratici, perché viviamo e sentiamo quello che ci viene trasmesso dai nostri cittadini, le difficoltà che hanno, strutture che vengono chiuse, servizi che vengono esternalizzati, servizi che vengono esternalizzati a medici anche stranieri, su cui nulla abbiamo da ridire, ecco, se non sul fatto che questi posseggano i titoli corretti per poter esercitare la professione, quindi ed essere sicuri per i nostri cittadini e per le nostre cittadine. Quindi da questo punto di vista io, ripeto, non posso esprimere posizioni anche per gli altri colleghi, però noi siamo stati critici rispetto ad una manovra, e continueremo ad esserlo, che comunque continua a non produrre i risultati per alcune fasce della nostra popolazione, perché se si può dire che ci stanno investimenti tali nella nostra regione che possano inorgoglirci, c'è anche da dire che nella nostra regione non si producono gli effetti desiderati, e questo è sotto gli occhi di tutti. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti insieme, terrei anche al centro dell'attenzione il tema della transizione energetica, di tutto il rinnovamento sul fronte green e anche delle necessità nel territorio, delle richieste di interventi di questo tipo in un futuro sempre più green e con necessità energetiche. Ritornerei anche sul tema delle richieste, delle mobilitazioni che ci sono stati nel territorio in varie località, ormai le abbiamo documentate, le continueremo a documentare se ce ne saranno altre, relativamente ai maxi parchi fotovoltaici, la questione anche del parco eolico nelle valli del Natisone che abbiamo visto. Anche qui ci sono ovviamente tante questioni da affrontare per comunque dotare la regione di apparati, strutture in grado di favorire queste necessità energetiche nel rispetto dell'ambiente.
E l'equilibrio anche qui è difficile, consigliere. Innanzitutto lei anche da cividalese, anche questa questione del maxi parco eolico su cui c'è stata un'ampia mobilitazione, contrarietà delle amministrazioni di parte della popolazione, quali aggiornamenti ci può dare in questo senso? Quali anche riflessioni richiama, allora, no? Quanto avvenuto? Aggiornamenti che abbiano un'evoluzione, io in questo momento non ne so dare, perché sono delle pratiche che stanno valutando gli uffici regionali. È evidente che ci sono delle condizioni che fanno parte di questo processo di miglioramento della qualità della vita, che è legata a questi meccanismi che sono legati ai processi energetici puliti, che fanno dire che determinate scale non devono essere neanche prese in considerazione. Cioè, il parco eolico nelle valli della Tisone è una cosa che non si può vedere. E qui insomma la presa di posizione contraria è stata bipartisana anche in Consiglio regionale. Poi c'è chi come 5 Stelle ha la soluzione in tasca, cioè questi, se fossero stati al governo della regione, avrebbero già chiuso la pratica, perché sono bravi, punto e basta, e tutti quanti gli altri invece sono delle capre che non riescono a risolvere un problema così grave. Allora, invece, per tornare a dire cose serie, tutti sono contrari e tutti stanno lavorando per usare gli strumenti che le norme ci mettono a disposizione per evitare quello scempio. E anche nel processo dello sviluppo dei parchi fotovoltaici siamo partiti tutti con un grandissimo entusiasmo, per cui tutti hanno detto sì, pannelli solari ovunque e dovunque. Con il tempo, come tutte le cose nuove, ci si accorge che ci sono delle condizioni che vanno modificate, e questo naturalmente diventa difficile nel momento in cui a monte ci sono delle norme che sono molto liberali, molto aperte, e questo è parte di un processo nuovo che si è attivato. Allora, tutti verso quella che è l'energia green, tutti d'accordo che determinate norme devono essere un po' modificate, tutti d'accordo che non si può avere una posizione da parte di chi non ha capacità decisoria in questo momento, che ci spiega come, aprendo la giacca, si tira fuori la bacchetta magica e con un semplice tocco si risolverebbe tutto. Vi tengo lontani. Consigliera Capozzi, come replica innanzitutto a questo? Ma che la politica regionale in questo momento di green ha solo il colore verde, e io lo dico veramente con assoluta ironia. Perché proprio facendo riferimento, e senza andare troppo distanti, all'assestamento noi assistiamo ad una politica regionale che va proprio contro quello che è il cambiamento climatico e che impone di fare delle scelte in tal senso. Si continua a investire in sci di fondo quando le nevicate ormai sono ridotte veramente ai minimi, le stagioni invernali si riducono, e quindi si investe su un turismo che va proprio contro quello che dovrebbe essere quello sostenibile, quindi nevamento artificiale. Assistiamo ad una regione che è intervenuta in questo assestamento con una norma che va a ridurre ulteriormente il potere di intervento da parte dei comuni per quanto riguarda le compensazioni. Quindi ci ritroviamo al paradosso più totale, e quindi rispetto a questo noi non possiamo che essere critici. Quando il collega Novelli dice che noi abbiamo la bacchetta magica, le risposte, noi abbiamo sempre detto che siamo favorevoli alla transizione energetica, che si deve percorrere questo passaggio importante che deve tendere alla decarbonizzazione, però questo non può avvenire a scapito, vandalizzando il nostro territorio. Ecco, rispetto alla questione del parco eolico Valli del Natisone, ricordiamo qual era la posizione. E noi abbiamo espresso sempre contrarietà, ma tra l'altro noi abbiamo sempre detto che questi percorsi vanno fatti compatibilmente con il territorio, si possono prediligere i capannoni industriali, aree dismesse, la preferenza ormai deve essere quella, non si può permettere, anche perché abbiamo superato di gran lunga gli obiettivi previsti da Terna già per il 2027, quindi a fronte anche di questo obiettivo che è stato raggiunto si doveva rallentare quantomeno la concessione delle nuove autorizzazioni, quindi riteniamo da questo punto di vista che la legge che è stata approvata
a marzo scorso è del tutto inefficace perché non ha bloccato niente e questo è sotto gli occhi di tutti. Novelli. È stata approvata una legge che rispetta quelle che sono le normative nazionali ed europee, che è stata anche oggetto di un ricorso, e quindi la Regione si è mossa dentro quello che legislativamente poteva fare e credo, tra l'altro, che quello che ha detto la consigliera Capozzi sul fatto che non si può andare a mettere pannelli fotovoltaici dappertutto, che devono essere usate le aree dismesse, sia una cosa su cui siamo tutti d'accordo e le norme peraltro vanno in quella direzione. Però cosa fatta capo B, cioè tutto quello che è stato installato fino adesso non è stato installato perché la regione Friuli Venezia Giulia è una regione brutta e cattiva che consentiva di mettere pannelli fotovoltaici a tutti, mentre nel vicino Veneto o in un'altra regione questo era compresso o vietato. Semplicemente ha dovuto usare gli strumenti che vanno nella direzione delle autorizzazioni legate alle sue competenze. Le lascio una replica anche. Ha cercato di fare, sta facendo il possibile. Dopodiché, per quanto riguarda la transizione green, abbiamo visto anche il disastro che è stato fatto con tanti proclami sull'automotive. Adesso tutti stanno arretrando perché si capisce che questa galoppata verso il cambio di impostazione per quanto riguarda la produzione di energia verde, pulita, può portare dei danni che allora sì incidono anche ulteriormente sul carrello della spesa delle famiglie. Le lascio una replica rispetto alle scelte fatte sull'ampliamento anche delle piste invernali in questa situazione, in questo mondo in cui ovviamente anche i cambiamenti climatici anche in Friuli Venezia Giulia hanno insomma, le loro conseguenze. Guardi, anche su questo nel 1991 si chiudeva l'impianto sciistico, lo ski lift, sul monte Mataiur nelle valli del Napiesone. Fino al 1991 si sciava, lo dico perché ero uno dei tanti fruitori di questa pista, diciamo che era affettivamente la pista del cividalese delle valli del Napiesone. Da allora non si è più sciato perché naturalmente la neve non è stata presente e sempre di meno per il tempo necessario. È vero però che noi nelle località sciistiche, penso a Tarvisio, penso a Sappada, penso sullo Zoncolan, non abbiamo un'altezza che ci possa garantire nel corso dei prossimi decenni la presenza della neve naturale. Però si è creata un'economia che anche con gli indirizzi di Promo Turismo e dell'assessore Bini sta cercando di essere sempre più legata all'incoming turistico con diverse offerte, tra cui anche lo sci, che comunque in questo momento è preponderante. È chiaro che questo ha dei costi energetici, ha dei costi fisici perché bisogna produrre neve artificiale. Però prima di smontare questa economia che molto spesso sorregge quelle realtà montane, io ci penserei un paio di volte e questi investimenti vanno nella direzione di cercare di far sì che si possa sostenere il più possibile questo percorso. Quando non sarà più possibile avremo fatto degli investimenti che verranno convertiti in qualcos'altro. Io mi auguro che torni a nevicare. L'ultimo minuto, se una replica ulteriore su questo, consigliera? Ma qui non si tratta infatti di demolire quello che esiste, si tratta soltanto di cambiare rotta e questo ce lo impone il cambiamento climatico, lo ripeto, quindi piuttosto che investire su neve artificiale o altro, bisogna cambiare la rotta, investire su un turismo diverso della nostra montagna. Fintanto che non si farà questo ragionamento continueremo a investire su qualcosa che è destinato ad estinguersi. Bene. Sembra che si faccia solo quello, ma insomma il turismo in Regione Friuli Venezia Giulia ha subito un incremento molto importante sia al mare che in montagna, quindi vuol dire che le cose si stanno cambiando verso il meglio. Bene, torneremo ovviamente a riaffrontare questi temi anche nelle nostre prossime trasmissioni, anche spazi in diretta. Ricordo l'appuntamento con Friuli in diretta dalle 12 per tutti gli aggiornamenti dal territorio in questa giornata così importante per la partita tra le nazionali d'Italia e Israele e il corteo che ci sarà. Buona partita, consigliere Novelli, visto che lei sarà presente, buona allora corteo a lei, consigliera Capozzi. Grazie. Visto che parteciperà lei a questa iniziativa. Ci riaggiorneremo quindi su quelli che saranno gli esiti, speriamo
speriamo che appunto la giornata si concluda nel migliore dei modi, senza problematiche, senza tensioni e senza eventuali disordini. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, oltre ai nostri ospiti per la presenza fino poi a queste ore 10. Grazie a tutti voi, l'invito dunque di restare in compagnia di TV12 per Friuli in diretta, e poi ricordo prima di concludere nel corso del pomeriggio, perché dalle 16:30 fino a sera ci sarà questa diretta speciale con 3 troupe che documenteranno le varie situazioni, una dallo stadio, una dal corteo e una dalla zona del castello, dove nella chiesetta recentemente riaperta si terrà questa veglia di preghiera per la pace con Monsignor Lamba, l'arcivescovo di Udine. Quindi vi documenteremo questo in questa speciale diretta. Restate in compagnia di TV12 per questo martedì 14 ottobre. Grazie a tutti e buona giornata. Bene, grazie.